Oggi, martedì 31 marzo, a mezzogiorno, tutti i sindaci in tutta Italia, su iniziativa dell'ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia, hanno esposto sulla facciata del comune la bandiera a mezz'asta e hanno osservato un minuto di silenzio per ricordare le vittime del coronavirus, per onorare il sacrificio e l'impegno degli operatori sanitari, per abbracciarci tutti idealmente, per essere di sostegno l'uno all'altro, anche ad Agrigento. E ascoltiamo allora in tale occasione il sindaco di Agrigento, Calogero Firetto, che interviene anche sull'incontro in videoconferenza con Razza e sugli aiuti alle famiglie bisognose. È un'iniziativa dell'ANCI, dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, come tributo alle vittime, sono ben oltre 10.000 del virus. Per quanto riguarda gli aiuti alimentari? Adesso lanceremo un bando che è nato per gli esercizi commerciali e poi daremo comunicazione ai cittadini come poter avere accesso ai buoni spesa. L'attività invece che si sta svolgendo e che si è svolta da 10 giorni a questa parte non ha nessun contributo pubblico, né comunale, né regionale, né nazionale, ma è solo figlia di un'attività di solidarietà che in tanti abbiamo messo in piedi per poter dare segno di prossimità a chi in questo momento ha grave situazione di bisogno. Ieri abbiamo detto all'assessore Razza di attuare un sistema unico di comunicazione, di modo che si evitano accavallamenti. Abbiamo visto il dato regionale in un certo modo e quello della prefettura in un altro modo sul numero complessivo dei contagiati in provincia di Agrigento. Quindi una erronea probabilmente circuitazione delle informazioni. L'assessore si è impegnato a realizzare una univoca circuitazione delle informazioni in modo da dare delle notizie che siano sempre più precise e puntuali. Quella dei contagiati agrigentini, devo dire che la situazione è abbastanza buona. Noi abbiamo avuto 2 casi di ricovero con problemi respiratori seri, importanti, severi, che pare siano stati superati. Io stesso ho avuto contatto con i positivi, la situazione di molti di loro sono in una condizione paucisintomatica oppure asintomatica. La cosa buona è che sotto questo profilo la situazione mi pare di poter dire essere sotto controllo. Certo non è un momento che vive una condizione di timore, per chi si trova ad essere positivo evidentemente è una condizione di timore.